479 gli indagati dell'inchiesta Rinascita Scott che si celebrerà in Calabria, da decidere la sede. I narcos vibonesi in un cartello di cosche per gestire un traffico di droga dal Brasile e dall'Albania, 18 gli arresti. Sono 3 i nuovi contagi da Covid-19 che si registrano oggi in Calabria, 2 nel Reggino e 1 nel Crotonese. Lettera denuncia di una donna di Amantea colpita dal virus e costretta ad un calvario senza fine. Oggi centinaia di cittadini dell'ex zona rossa si sono sottoposti al test sierologico. Protesta a Crotone degli autisti della ditta Romano che dopo l'annuncio della riduzione di alcune corse temono il licenziamento. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura la cronaca, perché sono state chiuse le indagini della maxi inchiesta denominata Rinascita Scott. Salgono a 479 gli indagati. Il processo si farà in Calabria, come ha detto il procuratore Gratteri, anche se ancora non si sa bene dove. Con la retata di stanotte contro i narcos di Vibo salgono a 479 gli indagati dell'inchiesta Rinascita Scott. Il blitz dei carabinieri del ROS e del comando provinciale di Vibo, coordinato dalla DDA di Catanzaro, scattato lo scorso 19 dicembre, che portò all'arresto di 334 persone. Un'inchiesta che ha consentito agli investigatori di individuare e disarticolare gli assetti dell''ndrangheta vibonese in tutto il territorio nazionale e all'estero, facendo emergere cointeressenze con personaggi del mondo politico e dell'imprenditoria. Inoltre sono stati documentati summit di 'ndrangheta finalizzati al conferimento di promozioni e di incarichi ad affiliati di rilievo. La chiusura delle indagini di Rinascita Scott vede coinvolte tutte le ndrine della provincia di Vibo, ma anche politici, avvocati, commercialisti, funzionari infedeli dello Stato ed esponenti della massoneria deviata. Nel procedimento spiccano i nomi, tra gli altri, dell'ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, del tenente colonnello dell'Arma Giorgio Naselli, del noto avvocato pelanista Giancarlo Pittelli, considerato il trade union tra la 'ndrangheta e il mondo dei colletti bianchi. Con la notifica della chiusura delle indagini, adesso i 479 indagati possono chiedere di essere interrogati entro 20 giorni, trascorsi i quali la DDA potrà valutare se chiedere o meno il rinvio a giudizio, e a quel punto inizierà il maxi processo Rinascita Scott, che si farà in Calabria, come ha detto il procuratore Gratteri, che conferma così l'indirizzo emerso dopo mesi di stallo. Anche se ancora non si sa dove sarà celebrato, e proprio la questione dello svolgimento del processo è stato al centro dell'audizione del procuratore Gratteri la scorsa settimana in Commissione Antimafia. Dopo 1 anno e mezzo di incontri, il problema si è sbloccato con l'intervento del ministro Bonafede. Adesso si sta ragionando su una tensostruttura da installare nel cortile del carcere di Siano quale soluzione provvisoria. L'udienza preliminare a questo punto, ha detto ancora Gratteri, dovrebbe tenersi a breve, probabilmente per la fine di luglio. Ancora la cronaca con il blitz, come diceva la collega Isabella Roccamo, dei narcos di Vibo, un'inchiesta che nasce da approfondimenti investigativi scaturiti dall'inchiesta Rinascita Scott. 18 le misure cautelari eseguite fra Vibo e Firenze. È scattato questa mattina all'alba il blitz contro i narcos di Vibo, inchiesta che nasce da approfondimenti investigativi scaturiti dall'inchiesta Rinascita Scott. La droga arrivava dal Brasile e dall'Albania per approvvigionare le piazze calabresi, ma anche toscane, siciliane, piemontesi. Secondo la DDA di Catanzaro c'era un unico cartello di cosche vibonesi che procurava e smistava stupefacenti in mezza Italia. 18 le misure cautelari eseguite a Vibo, Firenze e in altre città italiane. 11 sono finiti in carcere, mentre per altri 7 è stato disposto il divieto di dimora. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, un'attività che secondo gli inquirenti lega trasversalmente tutte le locali di 'ndrangheta della provincia vibonese e che vede particolarmente attivi i soggetti legati alla locale di Zungri. La coca arrivava dal Sud America attraverso ditte di import-export di marmi, mentre per il canale albanese i carichi di marijuana e hashish venivano fatti giungere mediante il porto di Bari tramite una rete relazionale costruita dai vibonesi con un gruppo di albanesi ormai stanziati in Toscana. Complessivamente nel corso dell'attività investigativa sono stati sequestrati in tutta la provincia di Vibo Valentia 1 chilo di cocaina, 81 kg di marijuana e 3.952 piante di canapa indiana, 25 kg di hashish, 89 grammi di eroina, 11 grammi di funghi allucinogeni e 27 pasticche di ecstasy.
Parliamo adesso di coronavirus perché sono 3 i nuovi contagi da Covid-19 che si registrano oggi in Calabria, 2 nel Reggino e 1 nel Crotonese, dopo 4 giorni a 0 nuovi casi. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 83.171 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.165, 3 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 82.006. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 15 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 168 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 1 in reparto, 8 in isolamento domiciliare, 425 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 2 in reparto, 6 in isolamento domiciliare, 252 guariti e 19 deceduti; a Crotone 1 in isolamento domiciliare, 112 guariti e 6 deceduti; a Vibo invece 1 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nell'ASP di Crotone in data odierna è stato intercettato un soggetto positivo proveniente dal Senegal e attualmente ospite nel centro di accoglienza dei richiedenti asilo di Crotone. Nell'ASP di Reggio invece si è in attesa dell'esito di un secondo tampone per confermare o escludere una positività rilevata ieri al GOM con sistema GenExpert soltanto al gene numero al 42esimo ciclo ad un sintomatico. Nella stessa ASP i positivi registrati sono 2 congiunti risultati positivi al ritorno da un viaggio a Bologna e Roma. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.379. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo le comunicazioni dei dati alla Protezione Civile Nazionale. E lo dicevamo, 3 nuovi casi, fra questi un minorenne di nazionalità pakistana facente parte del gruppo di 59 migranti sbarcati il 13 giugno a Crotone che è risultato positivo al coronavirus. Il giovane si trova nel centro di accoglienza di Isola Caporizzuto, dove tutto il gruppo di migranti, come prevedono le procedure anti-Covid, era stato posto in quarantena subito dopo lo sbarco. Il giovane pakistano è asintomatico e la sua positività è stata scoperta proprio grazie alle procedure di prevenzione e di controllo sui migranti. L'azienda sanitaria provinciale ha precisato che i migranti sbarcati a Crotone non hanno avuto alcun contatto con la popolazione. 2 le squadre dell'ASP che si sono recate questa mattina proprio nel CARA di Isola Caporizzuto per eseguire i tamponi sul resto del gruppo. Lo stesso esame è stato eseguito anche su quanti hanno partecipato all'operazione di sbarco dei migranti e sugli operatori della Croce Rossa Italiana che lavorano proprio all'interno del CARA. Lo stesso test è stato eseguito inoltre su 2 scafisti lettoni dello sbarco che si trovano adesso in carcere dopo aver patteggiato la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Ma preoccupa anche la situazione nel Reggino, tanto da far intervenire il sindaco di Palmi Ranuccio, ma sentiamo proprio il nostro corrispondente. 2 casi di positività al Covid-19 si registrano nella provincia di Reggio Calabria, esattamente a Palmi. Qui nei giorni scorsi hanno fatto rientro 2 cittadini che provenivano dall'Emilia Romagna. I primi sintomi e la decisione di sottoporsi al tampone che è risultato positivo. La notizia è circolata in queste ore ed è stata confermata dal sindaco di Palmi, l'avvocato Giuseppe Ranuccio, che attraverso un videomessaggio postato sul suo profilo Facebook si è rivolto ai cittadini, confermando appunto l'esistenza dei 2 casi e annunciando che la task force comunale è già al lavoro in collaborazione con le forze dell'ordine per individuare altre persone con le quali i 2 possano essere venuti in contatto. Il primo cittadino palmese ha voluto precisare che questa notizia, per quanto non bella e anzi molto drammatica, deve comunque non far disperare e ovviamente deve stimolare tutti al rispetto totale delle leggi previste in materia anti-Covid.
Il Covid le ha portato via il fratello e la madre, ora deve pagare il conto proprio per i funerali. Vincenza Ianni ci ha scritto una lunga lettera, la sua famiglia è stravolta dalla malattia, lei stessa si è ammalata ed è guarita. Vincenza è anche diabetica, ha un piede in gravi condizioni, ma nessuno vuole curarla. L'odissea della mia famiglia incominciò il 9 marzo 2020 quando mio fratello tornò da Bergamo, città in cui lavorava come operatore scolastico da 2 anni e mezzo. Inizia così la lettera firmata da Vincenza Ianni e inviata alla nostra redazione. È la storia di una famiglia diamantea distrutta dal Covid. Vincenza racconta del fratello arrivato in Calabria da una zona rossa conclamata, al quale però nessuno si è preoccupato di fare il tampone. Solo i carabinieri hanno avvertito l'uomo di restare in quarantena. Il virus è stato subdolo e veloce. Trascorsa una settimana, il 18 marzo, Enrico avverte i sintomi, ore di attesa, finalmente il ricovero. Dopo alcuni giorni mio fratello, si legge nella missiva, venne intubato e morì. Al danno la beffa, perché dell'operatore scolastico non sono stati più ritrovati gli effetti personali, cellulare, portafogli, orologi, seppur più volte richiesti al pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove l'uomo è deceduto. Per la nostra cara mamma, stesso problema. Arrivò tardi all'ospedale dell'Annunziata, dove io ero già ricoverata da più di una settimana perché è risultata positiva al Covid-19. Per l'anziana signora non si è proceduto con il tampone a casa. Arrivata all'ospedale, i sanitari ci avvisarono che era troppo tardi e il 14 aprile mia madre morì e fu la seconda vittima della nostra sfortunata famiglia. Vincenza è guarita, ha lasciato l'Annunziata, ma la sua vita è stravolta. Lei vive con una pensione di invalidità di 280 euro al mese. Dovrò pagare, scrive, 8.500 euro per entrambi i funerali. Non so proprio come fare. Con tanta tristezza, spiega, pensiamo di non aver potuto dare l'ultimo saluto ai nostri cari. È terribile pensare alla loro fine dopo una vita di sacrifici e il duro lavoro. Enrico ha lasciato 2 figli di 23 e 14 anni. Vincenza si ritrova sola, senza soldi e ammalata. La vita a volte mostra il volto peggiore. Adesso ho un piede in pessime condizioni, essendo diabetica, ma il mio diabetologo è in pensione e nessuno vuole curarmi perché ho avuto il Covid-19. Da persona provata non dimentica la solidarietà a tutti quelli che hanno vissuto la sua stessa situazione e chiede aiuto per essere curata, per far sì che i nipoti privati dal padre possano vivere una vita dignitosa. E a proposito di coronavirus, test sierologici oggi a Roiano, ex zona rossa del Cosentino, nella città del Savuto. L'amministrazione comunale ha contribuito con un sostegno economico affinché tutti i cittadini potessero sottoporsi alla prassi di prevenzione. Per noi ha seguito i test Rosalba Baldino. Centinaia i test sierologici effettuati oggi a Roiano, ex zona rossa del Cosentino, nella piazza prospiciente il municipio su cui campeggia l'effigie dell'Immacolata patrona della città del Savuto, i gazebo dell'Adis con 8 operatori muniti di tuta, visiera e mascherina. La procedura è semplice, ci si registra, si fa il microprelievo. Dopo 15 minuti il risultato accompagnato dall'inevitabile ansia. Ma quanto sono affidabili i test? Sono registrati al Ministero della Salute ed hanno una specificità di 100 su 100 sui negativi, di 100 su 100 su IgG, e invece nel qual caso si trovasse un positivo si attiva un protocollo per cui si va a fare il tampone, perché ha un'attendibilità del 96,4. Non solo Roiano, ma l'intera area del Savuto vuole sottoporsi ai test. Ha aderito al momento e sta aderendo tutta la Valle del Savuto, quindi parliamo di Santo Stefano di Rogliano, parliamo di Belsito, parliamo di Parenti e andremo avanti anche toccando altri comuni della provincia di Cosenza, quindi un calendario vero e proprio con tutti i sindaci che, devo dire, stanno aderendo in massa, veramente in tanti. L'amministrazione comunale di Rogliano ha deciso di contribuire economicamente per la somministrazione dei test ai cittadini. Il sindaco aveva anche inoltrato richiesta al Ministero. Savuto, più in generale, era stato escluso da questi test sierologici proprio per una loro scelta, quindi ho scritto a nome di tutti i sindaci del Savuto per essere inseriti, per allargare appunto la platea dei paesi per poter fare, diciamo, i test, posto che Rogliano e Santo Stefano
erano state zone rosse, diciamo. Rogliano è stata zona rossa, voi l'avete raccontato in maniera egregia nel corso di questi mesi, è stata zona rossa per 32 giorni, quindi abbiamo ritenuto opportuno, alla luce di una risposta vaga del Ministero, che comunque ci ha risposto, di dover attivare attraverso l'Adis, che ho potuto verificare che è una situazione fatta di professionisti seri, con grande professionalità, di offrire alla mia città i test serologici, dando anche un contributo di tipo economico per alleviare, diciamo, il costo del test stesso a tutti, per allargare di più la platea a tutti i cittadini, per poter fare questo test che, per quanto mi riguarda, e lo dico evidentemente con cognizione di causa, è un fatto importante alla luce della prevenzione che dovremmo fare tutti quanti noi cittadini. Intanto vi diamo proprio i numeri dei test effettuati oggi a Rogliano: 280 le persone che si sono sottoposte ai sierologici, di queste 10 sono risultate positive al Covid, ma che hanno avuto il virus in precedenza e che quindi hanno sviluppato gli anticorpi. Cambiamo argomento: hanno avviato una petizione per chiedere di tutelare il reparto di oncoematologia pediatrica, che è stato accorpato alla chirurgia pediatrica, una scelta che l'associazione Marco Rendace a Cosenza non condivide, ritenendola rischiosa per i piccoli pazienti. Le mamme dell'associazione Marco Rendace ci hanno dato appuntamento davanti all'ospedale, un luogo che conoscono bene perché da tempo hanno scelto di affiancare il reparto di emato-oncologia pediatrica con iniziative e donazioni. Ecco perché l'avvenuto accorpamento con la chirurgia pediatrica ha fatto scattare l'allarme tra gli associati. La scelta, che sembrava circoscritta all'emergenza Covid-19, se confermata, rappresenterebbe un passo indietro nella crescita delle potenzialità del reparto e un rischio per i piccoli pazienti. Pazienti che oggi si trovano costretti a condividere lo stesso spazio con bambini appunto oncologici, che devono invece vivere in ambienti sterili e protetti, dove addirittura è impossibile avere visite dall'esterno e dove addirittura i genitori sono costretti ad alternarsi per stare vicino al bambino. Quindi convivere nello stesso ambiente con bambini con patologie diverse diventa veramente molto difficile. L'associazione teme che una decisione controcorrente possa contribuire ad aumentare il flusso di pazienti verso centri ospedalieri delle altre regioni, un fenomeno che sulla carta e per tanti motivi la sanità calabrese dovrebbe disincentivare. Noi siamo scesi in campo oggi per cercare di sostenere il reparto che riteniamo essere un reparto efficiente, un reparto che ha bisogno di essere potenziato e non depotenziato. In altre parole, si sta seguendo una logica completamente inversa rispetto a quello che sta succedendo nel resto dell'Italia, dove si sta cercando di potenziare, di ampliare, di ristrutturare la sanità pubblica. Qui da noi è esattamente il contrario: tagliamo, depotenziamo, accorpiamo. Non riusciamo a capire la logica. Come associazione noi non ci fermeremo qui, questo è solo l'inizio di una battaglia che porteremo avanti, perché non ci sembra giusto, insomma, reprimere una realtà così importante. Speriamo che questi appelli non cadano nel vuoto. Parliamo adesso di politica, perché alla fine si è dimesso l'assessore comunale Mario Rausa. L'esponente politico di Rende ha deciso di gettare la spugna per la vicenda relativa al festino organizzato dal figlio nei locali del parco acquatico in pieno regime di lockdown. Cambiamo ancora argomento, torniamo alla cronaca, perché un imprenditore crotonese ha coinvolto una sua amica parrucchiera in un affare da 600.000 euro, intestandole una società di informatica. La Guardia di Finanza di Cosenza ha effettuato un sequestro per equivalente. Parrucchiera di professione, amministratrice di una società attiva nel settore dell'informatica e delle nuove tecnologie, per fare un favore ad un vecchio amico. La donna si limitava a firmare documenti, ma era all'oscuro delle vicende societarie tutt'altro che limpide. Individuiamo quindi circa 300.000 euro di fatture per operazioni esistenti, fatture false, che riguardavano sostanzialmente questo servizio molto tecnico di WAP Billing, che sarebbe la realizzazione di un banner pubblicitario su un sito internet
entrando sul quale gli utenti venivano rimandati ad altri siti che gli permettevano di acquistare contenuti multimediali anche in abbonamento. Cosa succede? Succede che questo servizio non era mai stato effettuato dalla società verificata perché non ne aveva i mezzi, non ne aveva né la strumentazione né il personale con competenze informatiche tale da realizzare che questo servizio, che come dicevo prima è caratterizzato da un alto livello di tecnicismo, né tantomeno risultavano dagli accertamenti bancari i pagamenti effettuati nei confronti della società che rendeva il servizio. Un controllo mirato, quello effettuato dalla Guardia di Finanza di Cosenza, che ha svelato il piano dell'imprenditore di origini crotonesi, che ha coinvolto la signora Cosentina, adesso alle prese, con inevitabili guai giudiziari. La società verificata, appunto operante nel settore delle nuove tecnologie, aveva necessariamente bisogno di personale, sia dipendente ma sia legale rappresentante, in possesso di quelle competenze in grado di gestire un'azienda di questo tipo. In realtà c'era una parrucchiera, una signora che non aveva mai avuto nulla a che fare con le nuove tecnologie, non aveva familiarità con i mezzi, con la strumentazione informatica, come peraltro confermati in atti dalla stessa. I finanzieri hanno eseguito un sequestro per equivalente per oltre 600.000 euro nei confronti di 2 imprenditori indagati per emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e occultamento delle scritture contabili obbligatorie per legge. Ci spostiamo a Lamezia adesso, dove un imprenditore ha donato dei mezzi agricoli che erano stati rubati alla malgrado tutto di Don Giacomo Panizza. Consegnati questa mattina una motofalciatrice, un motocoltivatore e un trattorino alla cooperativa Le Agricole della comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. La generosità di un imprenditore ripara al furto subito il 20 febbraio scorso. La notizia data dai media fa reagire quella che a Progetto Sud chiamano la Calabria più bella. Ero davanti alla televisione, guardavo il TG e hanno dato la notizia dell'avvenuto furto di queste attrezzature all'associazione, al che ho chiamato immediatamente Don Giacomo e mi sono reso disponibile a riacquistare ciò che gli era stato ingiustamente sottratto, anche perché non è il gesto di dare i mezzi, è il messaggio che deve passare, perché qui c'è gente dietro le persone come Don Giacomo che è pronta a sostenere questo modo di operare in Calabria. In Calabria c'è bisogno di dare questi segnali, ma questo va anche un messaggio che deve andare alle istituzioni, perché il più delle volte ci rendiamo conto che sono solo passerelle, invece ci vogliono degli atti concreti. Per noi questo qui è niente, non abbiamo fatto nulla di eccezionale, è un atto dovuto perché noi siamo in Calabria, abbiamo avuto un grave lutto nella nostra famiglia, la mafia ci ha portato via mio padre, è stato assassinato nel 2001 e quindi ancora di più ci sentiamo toccati quando succedono ci sono questi atti, quindi noi siamo e saremo sempre da questa parte. E Don Giacomo Panizza, responsabile della Progetto Sud, a ricordare che il furto subito non è stato episodio isolato. Non era la prima volta, è per quello che non ci fidiamo più del nostro magazzino e questi li parcheggiamo qui, tanto da qui ai terreni che c'è 1,5 chilometri, una cosa così, lì alle agricole, perciò carichiamo sul pulmino oppure facciamo la strada tutta dritta e lavoriamo, cioè non li lasciamo più là. C'è un'altra Calabria attenta ai bisogni, meno raccontata, e agli imprenditori onesti che Don Giacomo lancia l'appello. Imprenditori che pensano al territorio dove vivono, e territori come la Calabria hanno bisogno di gesti così. Adesso una protesta a Crotone degli autisti della ditta Romano. L'azienda ha annunciato una consistente riduzione delle corse, i dipendenti temono di essere licenziati. La ditta ha annunciato una riduzione consistente delle corse a rischio, adesso ci sono 40 posti di lavoro. Siamo a Crotone, questa mattina il sit-in degli autisti della società Romano del settore trasporti extraregionali. I lavoratori sono preoccupati per il loro futuro occupazionale. Da settembre il servizio è a rischio interruzione. La società di trasporto ha motivato tale decisione per la grave crisi economica provocata dal fermo delle attività per l'emergenza Covid-19, ma per i sindacati si potrebbero trovare altre soluzioni. L'azienda è con la scure del licenziamento e della chiusura, tutta conseguenza della situazione epidemiologica in atto. Sostiene di non essere nelle condizioni di poter rimettere i pullman su strada a causa delle limitazioni dei posti
che determinano le spese superiori rispetto agli utili. Noi come organizzazione sindacale ci opponiamo a scelte di questo tipo perché in realtà le consideriamo scelte scellerate. La Fratelli Romano rappresenta un pezzo importante dell'economia di questo territorio e la sola idea di chiusura e di interruzione di quello che è un servizio fondamentale per questo territorio noi non possiamo accettarlo. Noi siamo disponibili al confronto, al dialogo e a una riorganizzazione in qualche modo produttiva dove venga esclusa categoricamente un'ipotesi di chiusura o di licenziamento, di accordi di prossimità, così come l'azienda sta prospettando in questo momento. Auspichiamo un intervento da parte delle istituzioni che sino ad ora sono state assenti. E adesso vediamo l'andamento della borsa. Chiusura in negativo per le borse europee. I listini rimangono frenati dai timori legati all'accelerazione dei contagi a Pechino, in alcuni stati USA e nel Sud America, che ha messo in secondo piano l'ottimismo suscitato nei giorni scorsi dalla prospettiva di nuovi stimoli economici in arrivo. Nella doppia audizione al Congresso di Washington dei giorni scorsi, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito il pieno e illimitato supporto all'economia, sottolineando però che la ripresa richiederà parecchio tempo e dovrà essere sostenuta da ulteriori interventi fiscali. Focus anche sulla politica, con Trump intenzionato a bloccare l'uscita di un libro dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, in cui quest'ultimo sostiene che il presidente avrebbe chiesto aiuto al leader cinese Xi Jinping per confermarsi nelle elezioni di novembre. Dalla Cina il governatore della Banca Centrale ha dichiarato che manterrà un'ampia liquidità nella seconda metà del 2020, con l'obiettivo di iniettare nel sistema 30 miliardi di yuan per quest'anno. A Piazza Affari il FTSE MIB e il FTSE 100 di Londra chiudono in ribasso dello 0,5%, sottotono come l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,2%, il DAX di Francoforte a meno 0,8%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,7%. Oltreoceano viaggiano senza una direzione precisa il Dow Jones a meno 0,2%, l'S&P 500 a meno 0,1% e il Nasdaq a più 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro arretra ancora in area 1,122, mentre il cambio tra biglietto verde e yen scende a 106,7. Tra le materie prime avanzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,5% a $41,3 e il WTI a più 1,7% a $38,6 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund resta poco mosso a 178 punti base, con il rendimento del decennale americano all'1,37%. Tornando infine a Piazza Affari, gli acquisti premiano Mediobanca a più 1,8%, Prysmian a più 1,6% ed STM a più 1,3%, mentre arretrano Biper a meno 2,8% e Fineco a meno 3,4%. Grazie e buon proseguimento di serata. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Sulla nostra regione temporaneo aumento del campo di pressione con conseguente miglioramento del tempo che nei prossimi 2 giorni sarà sostanzialmente asciutto con temperature in rialzo su valori rientranti nelle medie del periodo. Domani parzialmente nuvoloso per l'intera giornata a causa del passaggio di nubi medio-alte da ovest, ma senza fenomeni associati. Giornata ventosa per venti da ovest su Catanzarese, temperature in rialzo rientranti ovunque nelle medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi, solo il medio Tirreno sarà mosso, venti prevalentemente dai quadranti occidentali, fra deboli e moderati sullo Ionio, deboli di direzione variabile sul Tirreno. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.